Come inizia una storia di violenza? Come tante altre. Un uomo, una donna, la scintilla si accende. I presupposti per una relazione da favola ci sono tutti. Lui è la perfezione incarnata, pieno d'attenzioni e di riguardi. Forse è un po' geloso. Fa storie quando esco con le amiche, quando vengo a prove. Mi controlla il cellulare. In fondo significa che ci tiene. E poi, al giorno d'oggi, chi non lo fa? La parola aiuto è un boccone amaro nella gola. Fermo. E quando l'uomo passa alla violenza fisica è già tardi. Si è prigioniere del sistema e tornare indietro sarà difficile. A un certo punto scatta il desiderio di dire basta. Il momento in cui le donne lasciano il partner è il più pericoloso, perché la volontà di separazione è il fattore scatenante di persecuzioni, minaccia alla loro vita e a quella dei propri cari.